Con il sindaco Paola Carniello di Follina per Follina racconta musica. Lo ha sottolineato anche lei, è uno degli avvenimenti più importanti, perché Follina ormai si sta creando questa nomea di luogo di cultura, luogo di bellezza inserita nelle colline dell'UNESCO. Certo, come dicevo anche prima in conferenza, noi siamo dell'amministrazione, siamo contentissimi di questa proposta che comunque è arrivata alla terza edizione e negli anni precedenti abbiamo visto, diciamo, quali sono state le proposte e quindi siamo proprio soddisfatti di poter contribuire ancora, di poter dare ai nostri cittadini, ma non solo ai cittadini di Follina, ma a tutti i cittadini del territorio, una proposta così culturale che racchiude racconto, che racchiude musica, che è bello perché è itinerante, quindi non è concentrata tutta in un luogo, ma viene fatta in diversi luoghi follinesi e quindi questo insieme, diciamo, la rende unica. Lo ha sottolineato anche lui Spiai, direttore artistico, insieme ad Elisabetta della manifestazione. Sono stati creati degli spettacoli appositamente proprio per Follina, quindi che magari poi non verranno mai ripetuti. Sì, infatti questo credo sia proprio il punto di forza di Follina racconta musica e siamo contenti proprio di di poter collaborare a queste proposte. Sappiamo comunque che sono delle persone valide, sono delle persone del nostro territorio e la cosa bella è che gli anni scorsi molti degli artisti erano proprio artisti follinesi o artisti proprio della zona, quindi è bello ascoltare che, come dicevamo prima, ci sarà la musicista siriana, però abbiamo tante musicisti locali. Follina è conosciuta, diciamo, per i musicisti, infatti proprio il vecchio slogan era "dove l'acqua si fa musica" e quindi andiamo avanti con promuovere Follina anche per quello che è la musica, oltre alle tante piccole eccellenze che Follina ha.